Alex Raffaele, un altro tassello verso la Serie 1, una grande prestazione. Stasera sei stato uno dei protagonisti, ma insomma insieme a tutta la squadra. Sì, oggi abbiamo approcciato bene la partita, siamo partiti subito carichi fin dall'inizio e quando vai sopra subito di 2 o 3 gol magari è un pochino più facile anche poi allungare e gestirla. E sono contento per tutta la squadra perché comunque abbiamo lavorato meglio in settimana e si è visto, e sono contento che comunque abbiamo giocato tutti hanno fatto un minutaggio che comunque è importante per il morale della squadra, e ora mancano 3 partite, 4 diciamo, per arrivare poi magari a quello che è un discorso di promozione. A me non piace parlare prima del dovuto, affrontiamo sempre una partita a settimana e quindi non voglio mettere le mani troppo avanti, però comunque continuiamo a lavorare bene noi. A livello personale non è stata una stagione facile, no? Comunque tanti infortuni, tanti problemi, ma adesso insomma Alex è tornato. Sì, ho avuto un paio di mesi di infortunio all'adduttore, è un problemino che mi portavo dietro da un po', ora spero che sia risolto. Ho fatto tutti i giorni terapia per recuperare, ora sto cercando di recuperare comunque a livello fisico per poter dare ancora un apporto maggiore alla squadra, che comunque nel finale di stagione ci vuole, arriva il caldo, siamo tutti un pochino più stanchi e insomma c'è sempre più bisogno ora che si arriva alla fine. E ora è importante insomma anche il tuo apporto per raggiungere questo obiettivo importante dopo la Coppa Italia. Sì, questo sono contento di dare comunque il mio apporto in pista, e è un gruppo buono, è un gruppo che ci crede e quindi continuiamo a lavorare forte, che è l'ultimo mese importante diciamo.